la tua radio. Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Rumore, rumore. Mi sente, io provo a parlare, mi sente Natalia? Non mi sento sicura, sicura, sicura mai. Io stasera vorrei... Buongiorno Alessandra, ti la linea. Grazie Natalia, allora rumore, ricominciamo sulle note del pezzo di Raffaella Carrà, ricominciamo sul titolo del secondo blocco di questa trasmissione. Oggi è martedì 27 gennaio, ben ritrovate cari amiche e amici di Radio Libertà. Un rumore che circonda, invade le nostre vite, che spesso spaventa e frena anche le nostre scelte economiche. A tenere in banco è il caso AISI, l'avrete sentito, ai Giochi Olimpici Milano-Cortina ci saranno anche gli agenti della forza di polizia anti-immigrazione di Trump. Supporterà, dicono, il servizio di sicurezza diplomatica USA. C'è molto caos su questo caso. Piantedosi incontra l'ambasciatore USA, Tajani dice prova a rassicurare, non è che arrivano le SS, ma il caso, ripeto, spacca maggioranza e opposizione. Un salto lo facciamo anche in Europa per dirvi che dopo aver approvato il Mercosur, ne parliamo in coda della trasmissione con Gianmarco Centinaio, dopo le proteste, le tante proteste degli agricoltori, Ursula von der Leyen esulta per un accordo di libero scambio con l'India, giudizi su vini, olio e auto, vediamo poi. E oggi è 27 gennaio, giornata della memoria, 81 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz. Alle 16:30 non perdete la diretta con il professor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah, e Ariel Di Porto, nipote di Emanuele Di Porto, quel bimbo ebreo salvato dai tranvieri durante il rastrellamento del ghetto. Una storia molto intensa, state con noi. Ma cominciamo con il rumore dei conti, e già il rumore dei conti, i nostri conti, quelli pop. Un quadretto molto depressivo ce lo dà poco fa il centro studi di Confindustria. L'economia è quasi ferma, dice, udite udite, prezzi dell'energia in risalita, Fed e BCE sono in pausa, un mix, un guazzabuglio direi che non fa bene all'economia italiana, che si sta arenando, dice il centro studi di Confindustria, e torna ad una crescita prossima allo zero, a causa naturalmente dei consumi, ne parliamo ogni martedì, che rallentano sempre di più. E allora ripartiamo da qui. In questo depressivo quadretto, economicamente parlando, cerchiamo un po' di capire come stiamo diventando noi nelle nostre finanze quotidiane, come siamo educati o male, metterei trattino educati. Con noi in diretta ritroviamo e ben ritrovato il professor Marcello Gualtieri, che spero sia in linea, economista dell'Università di Torino. Prof, c'è? Eccomi qui Alessandra, grazie e buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a lei professore, sempre presente e puntuale, e ritroviamo con molto piacere Nunzio Lella, presidente AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, cioè il registro unico degli educatori finanziari, ovvero l'albo professionale. Ben ritrovato Nunzio Lella. Buonasera Alessandra e buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. E allora, caro Nunzio, ho dipinto un quadretto depressivo, perché ce lo dice il centro studi di Confindustria, e mi ha colpito, so che tu sei anche molto psicologo a questo punto di vista, e studi i meccanismi dell'empatia, e perciò ti rigiro subito questa osservazione del centro studi: i consumi sono frenati dal risparmio precauzionale. Allora subito ti chiedo, quanto noi siamo cauti nel consumare e quanto siamo frenati da questo risparmio precauzionale che, non so, chiedo a te, alias paura? Allora, sicuramente la componente paura è fondamentale in questi momenti, perché
come poc'anzi accennavi, parlavi di educazione o di maleducazione, gli italiani, ahimè, siamo agli ultimi posti dal punto di vista di educazione finanziaria. E quindi quando mancano le conoscenze e le competenze specifiche, e allora le emozioni prendono il sopravvento. E l'emozione primaria in questo caso è proprio la paura di non sapere cosa fare e come agire. E quindi, come diceva Daniel Kahneman, il premio Nobel dell'economia, che è stato il primo psicologo che ha portato gli aspetti psicologici all'interno del mondo economico, vincendo appunto un premio Nobel, nel momento in cui succedono questi eventi che nascono appunto da informazioni, da momenti particolari, le persone flight, fight o freeze, si bloccano dalla paura, scappano oppure attaccano, e nel nostro caso sicuramente la popolazione italiana è bloccata perché, non avendo fiducia verso il futuro, non avendo visione positiva, è lì ferma ad aspettare buone novelle e che possano sbloccare queste emozioni e soprattutto conoscenze che li mettano in moto dal punto di vista operativo. E quanto noi siamo bloccati, Nunzio? Quanto? Guarda, Una Alessandro, cifra. io penso... Guarda Alessandro, non saprei dare una risposta in termini di numeri, di percentuali. Una cosa è chiara, i numeri parlano chiari. Qua parliamo che in Italia sui conti correnti fermi parliamo tra 1.500 e 1.800 miliardi di euro. Significa che il grande risparmiatore italiano, l'italiano è un popolo di risparmiatori, non ha conoscenze specifiche, è mosso dalla paura, preferisce tenerli fermi su un conto corrente io uso il termine, ad ammuffire, a depauperarsi per causa di inflazione, piuttosto che fare scelte consapevoli. Perché non ha conoscenze, non ha educazione finanziaria e procrastina. Vengono fuori tutti quelli che vengono definiti in questi momenti di tensione emotiva, quelli che sono i bias, i pregiudizi, quindi la tendenza a procrastinare, la tendenza ad ascoltare le informazioni poco corrette, la tendenza a non valutare attentamente alcune azioni, sebbene sollecitate da persone preparate e competenti, e ci troviamo da una parte bloccati a non investire, risparmiare, proteggersi e allo stesso tempo consumare. Perché quando il futuro non è roseo, cerchi di chiudere la tua borsa, di stringere i lacciuoli del tuo borsellino per prevenire per preservare il futuro. E qui, secondo me, queste trasmissioni, tu in primis e tutti i protagonisti che inviti a raccontare, da una parte dobbiamo dare fiducia di dire: è vero, è un momento depressivo, è definito, è un momento down, l'economia vive di momenti ciclici, di alti, bassi, di up e di down. Come possiamo gestire tutto questo? Preparandoci, conoscendo e approfondendo materie e facendo azioni importanti. Non spendere soldi, questo è il mio grande invito. In questo momento spese, non dico quelle, diciamo così, non prioritarie, vanno calmerate, messe un po' da parte, non vanno minimamente fermate le attività di risparmio, di previdenza, di investimento saggio oculato, di protezione, perché quelle sono fondamentali per il benessere di un singolo cittadino e di una famiglia. Chiarissimo, e allora fiducia da una parte, conoscenza dall'altra, e poi in mezzo ci sono i numeri, quelli che abbiamo elencato. Caro professor Gualtieri, mi spiace dirlo, oggi sono io negativa, perché il quadro è un po' amaro, assai amaro. Il prezzo del petrolio non scende più, lo abbiamo detto anche l'altra volta con lei e con Buddy Fox. Il dollaro è debole perché compromette in questo caso anche l'export. Poi ci sono i casi Venezuela, Groenlandia, che certamente non fanno bene perché alimentano una incertezza. E in Italia chiaramente le famiglie sono spinte anche emotivamente, ma anche forse per un fatto proprio freddo, to cure economico, a frenare i consumi. Come facciamo a recuperare la fiducia e come facciamo ad essere, diciamo così, educati finanziariamente, tolte le paure? Beh, Alessandra, mettiamo qualche punto fermo. Ormai da tantissimi anni si ha la consapevolezza che le scelte economiche di imprese e famiglie sono determinate da aspetti razionali e da aspetti irrazionali.
Per molto tempo si è pensato che le scelte economiche fossero soltanto razionali e invece, diciamo, da tantissimo tempo, almeno dalla crisi del 1929, si ha la consapevolezza che le decisioni economiche dipendono anche in gran parte e forse principalmente da aspetti irrazionali. Quando dico irrazionali mi riferisco all'aspetto psicologico che è il vero driver delle decisioni economiche. Così come diciamo con Nunziolella, allora. Esattamente, ciò che determina le decisioni di spesa e di investimento è sicuramente l'aspetto cosiddetto volgarmente del prezzo, ma è soprattutto quello che riguarda le aspettative. Cioè, se io ho aspettative positive per il mio futuro, sarò portato a spendere ed investire. Se non ho aspettative positive per il mio futuro, sia che sia un'impresa, sia che sia una famiglia, tenderò a rallentare le decisioni di spesa e a conservare la moneta come riserva di valore. Questo è molto importante. Riserva di valore per eventualmente prepararmi a tempi meno positivi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che è normale che in una situazione di stagnazione economica, nella quale l'Italia si dibatte dagli ultimi 25 anni, ci sia una scarsa propensione al consumo, perché non ci sono aspettative positive su incrementi di redditi, quindi diciamo di salari, per intenderci, di stipendi, di compensi per il futuro, e pertanto si rallentano tutte le decisioni di spesa e di investimento e i soldi vengono lasciati così inattivi, come ricordava il Presidente, sui conti correnti. Qui arriviamo al discorso fondamentale dell'educazione finanziaria, che è gravemente latitante in Italia. Siamo un paese veramente purtroppo ignoranti da un punto di vista economico, e vi racconto la mia esperienza personale. Quando arrivano gli studenti in università al primo anno, al corso di economia politica, quindi parliamo già di studenti, diciamo, alla punta di diamante di quelli che escono o che finiscono le scuole superiori, cioè quelli che continuano, già grandi, già a studiare, formati a metà, insomma, formati, che hanno già deciso di investire altri 4-5 anni della loro vita nello studio. Bene, si trovano completamente impreparati a fare qualunque discorso economico, non a dare delle risposte economiche, ma addirittura a affrontare qualunque argomento economico. Cioè, per esempio, sono in difficoltà a dire semplicemente che cos'è l'economia, che cos'è il prezzo di un bene, che cos'è la moneta. Cioè, siamo veramente a livelli purtroppo di analfabetismo economico. Quindi ben vengano i formatori in materia di educazione finanziaria. Fondamentale è stato introdurre l'educazione finanziaria come materia obbligatoria nelle scuole, come parte dell'educazione civica, come materia obbligatoria nelle scuole. Bisogna fare questo sin dalla scuola primaria, in modo che si formi nelle coscienze e nella cultura dei cittadini una consapevolezza economica che gli consente di avere atteggiamenti più razionali, meno emotivi davanti al problema economico, che è il problema che tutti affrontano ogni giorno della loro vita per tutta la vita. Quindi il vero grandissimo passo in avanti, quello che mi fa essere, tra virgolette, ottimista per il futuro delle prossime generazioni, è proprio che si è iniziato questo percorso sull'educazione finanziaria, di cui si sentiva una grandissima necessità. Abbiamo iniziato, ok? È il primo passo importantissimo. Adesso bisogna farne tanti altri e bisogna farli di corsa, perché il mondo corre velocissimo. Abbiamo bisogno di formare i formatori, ok? Perché è chiaro che un insegnante della scuola primaria che insegna l'italiano, insegna a fare letterine, ha certamente un po' di difficoltà a insegnare anche l'economia nel modo in cui si può insegnare ad un bambino delle primarie o ad uno studente della scuola media o del liceo. Quindi dobbiamo formare i formatori. Formare i formatori. Allora, formare i formatori, dall'economista al formatore, all'educatore finanziario. Sei d'accordo, Nunzio, con l'analisi del professor Gualtieri? Io leggo qui. L'analisi del professor Gualtieri è perfetta, lucida, puntuale, e condivido ogni singola parola, sia della prima battuta sullo scenario economico degli italiani,
e ancor di più per quanto riguarda l'aspetto dell'educazione finanziaria. Io, per sorridere un attimo, nelle scuole quinto anno, la settimana scorsa, di un liceo scientifico, ho parlato a dei ragazzi del rating, e la Cosa ti hanno risposta è detto? stata Cosa ti hanno che è risposto? un'attività fluviale, uno sport sul fiume. E io ho guardato loro e gli ho detto: ragazzi, quello è il rafting, non il Ma rating. tu mi Poi insegni, Nunzio, chiaramente ho non pensato bisogna fosse... prendersela con i ragazzi, no? Ma con No, chi assolutamente, ma purtroppo... adesso è giusto per stemperare, per strappare un sorriso anche agli ascoltatori. Certo, Il professor Gualtieri ha detto una cosa esatta. Noi abbiamo iniziato, pensate che come AIEF quest'anno faremo oltre 500 scuole. Chiaramente è un'attività, entriamo, divulghiamo buone prassi, facciamo attività, lasciamo corsi online, facciamo gamification dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado. E il professor Gualtieri ha centrato il punto focale: formare i docenti. Noi abbiamo messo in piedi, noi e tanti gli organi anche più importanti di noi, parliamo di Banca d'Italia, di Consob, di IVAS, cioè le istituzioni si stanno sempre sì, più muovendo si perché hanno stanno capito mobilitando bene, su questo. Certo. mobilitando, perché è fondamentale. Un paese dove l'educazione finanziaria cresce è un paese dove cresce l'economia dello stesso e dove le persone diventano adulti e cittadini consapevoli in maniera totalmente diversa di come l'abbiamo affrontato noi. E lasciami dire un passaggio importante, Prego. Alessandra. Abbiamo spinto tantissimo ed è giusto nella transizione digitale. Abbiamo nelle scuole lavorato tantissimo, si lavora tantissimo sulla la conoscenza linguistica, perché non si può prescindere dal potersi confrontare e conoscere le lingue straniere. Allo stesso tempo è diventato adesso, con la legge Capitali, disciplina obbligatoria, come diceva il professore all'interno dell'educazione civica. Non si può prescindere da far sì che i ragazzi abbiano conoscenze di educazione finanziaria, per poi passare seconda fase parallelamente come associazione con quasi 2000 iscritti che siamo quotidianamente sul campo, siamo nei comuni, nelle imprese, perché? Perché è tutto una mobilitazione totale. Condivido appieno, professore, grazie, mi ha fatto molto piacere ascoltare anche il punto di vista di un accademico che condivido al 100%. E allora, siamo pronti per una transizione oppure ci stiamo preparando, mi pare di capire, Nunzio, no? Così come è stato per la transizione Sì, stiamo lavorando, energetica e digitale. siamo Stiamo all'inizio, lavorando per come... questo. E leggo qui un dato, tanto per, Scusa, Alessandra, diciamo posso così... aggiungere una chiosa? Sì, prof, prego. Veloce perché il tempo corre. Dobbiamo velocizzare assolutamente questo processo, perché il mondo cambia rapidissimamente, non possiamo muoverci con i tempi elefantiaci dei nostri ministeri, dobbiamo immediatamente rendere una disciplina autonoma l'educazione economica e finanziaria sin dalla primaria, quindi non più una parte di educazione civica, ma proprio una disciplina autonoma a sé stante, formare i docenti e dotarli di strumenti tecnologici e informatici adatti a svolgere questa attività, e tutto deve essere fatto velocissimamente, perché altrimenti, se noi continuiamo a essere così indolenti, siamo destinati a finire parte del menù, come ha detto il premier canadese a Davos. Allora, in questo menù, tra noi tre, io aggiungo un'altra notizia. Bravo Fintech, una realtà leader specializzata nella gestione e riparazione del credito, fa un report, un'analisi, e dice che emerge solo un italiano su 10 che ha competenze finanziarie minime, tanto per dire che quel che abbiamo detto è purtroppo suffragato dai dati. Ma andiamo un po' sulla praticità di tutti i giorni, sull'aspetto proprio pop, quello che piace a noi. Non c'è tutto questo, nello spendere quotidiano, è molto importante, direi, la chiave di tutto, anche molto la nostra personalità, no? La personalità di tutti noi consumatori e il rapporto che noi abbiamo col denaro, con lo spendere. Posso chiederti tu che rapporto hai col denaro? E poi un consiglio per cercare di spendere bene, non frenando i propri desideri, non togliendosi, diciamo così, le cose che più ci piacciono, no? E che ci danno anche gioia quotidiana, perché a forza di togliere poi siamo penalizzati anche un po' dalla tristezza, no? Che ci invade e ci condiziona.
Assolutamente, Alessandra, la vita va vissuta e vanno gestite. Qui siamo in un momento particolare. Allora, intanto ritorno alla preparazione. Ci sono molte linee di pensiero in merito. Io uso una, visto che mi hai chiesto il mio pensiero personale, io uso il metodo 50-30-20. Ci sono spese Ovvero? che fanno parte del ménage, spese che fanno parte della vita, del godersi la vita, i figli, le opportunità che la stessa ci offre, e una parte fondamentale da mettere da parte, come la formichina che si preparava a momenti migliori nel futuro. È l'inverno, esatto, l'inverno. Quindi tutto questo è possibile se... fammi aprire una parentesi. Per esempio, perdonami, io che sono una cicala, per esempio, mi ci metto di mezzo, non sono formica. Per diventare formica, quindi però non deprimermi, perché non mi voglio deprimere. No, nessuna mi rivolgo intenzione a tutte le cicale che forse abbastanza, che magari ci stanno ascoltando. Cosa devo fare per pianificare la mia azione finanziaria? Allora, due cose. Uno è un aspetto pratico e un aspetto emotivo. Il primo, l'aspetto emotivo, è valutare l'aspetto convulsivo della cicala. La si può gestire dal punto di vista psicologico e emotivo, valutando l'importanza e la validità di quell'aspetto. Punto numero 2, di quell'acquisto, di quella spesa, di quel fare. Punto numero 2, creare un ménage familiare, non solo personale, che possano essere un budget destinato alle cose belle da vivere in famiglia, perché noi poi viviamo di emozioni e di ricordi, di cose belle che trascorriamo con i figli. Una vacanza con i figli è meravigliosa, piuttosto che spendere soldi per altre cose un po' più effimere, che possono essere vestiti griffati o cose che la potrebbero lasciare il tempo che trovano rispetto a questi aspetti. Dall'altra parte è un budget, preparazione finanziaria e budgeting, cioè io metto questa cifra a disposizione per le mie spese, per la cicala che è me li metto ogni mese da parte e poi quei soldi li spendo, ma so che potevo farlo. È una questione di preparazione anche lì, di budgeting, di cultura finanziaria, di educazione finanziaria, di sapere che 5 mesi metto da parte un po' di soldi e poi mi vado a comprare qualcosa che non vanno minimamente ad intaccare e che fa parte di quel 30% di soldi che vanno gestiti in maniera diversa. Quindi emozioni da una parte e competenze e preparazione di budgeting dall'altra. Scusatemi, stiamo cercando di recuperare subito Alessandra. Arriva subito. Va bene, allora posso dire io sempre una chiosa al Presidente. Una cosa che io suggerisco sempre da fare, proprio per cercare di avere un metodo nelle scelte economiche, è prendere un foglio di carta, quando si è davanti a una decisione economica, dividerlo in due parti e scrivere da un lato i pro e dall'altro i contro. Quali sono i pro se faccio questa spesa? Quali sono i contro se faccio questa spesa? Li scrivo, li guardo, dopo 5 minuti che ho finito di scriverli con un certo distacco, e cerco di soppesare se sono più i pro e più i contro. Questo introduce un minimo di razionalità nelle scelte economiche, e quella è una roba da cui è il punto di partenza per poi fare le scelte quotidiane che tutti noi dobbiamo fare. Prego. Dicevo, condivido appieno. È chiaro che lei ha un meraviglioso approccio accademico, giustissimo, lo condivido al 100%, che tocca se parliamo un po' del cervello trino di Paul MacLean, che parla dell'aspetto della neocorteccia, quindi del valutare. Il problema di fondo che tocca tutti gli aspetti convulsivi e gli aspetti, in questo caso, di acquisto o di arrivare fino alla ludopatia, sperperare denaro, è che tocca la parte del diencefalo, quindi tutta la parte dell'emozione immediata e dell'avere tutto subito e veloce, con quelle scariche di dopamina che inondano il corpo. Questa sua strategia, grazie professore, me la sto segnando, l'ho segnata nei miei appunti, e diventerà oggetto di un futuro mio speech per dare consiglio anche io ai ragazzi in questa direzione, e anche a mia moglie. Dai, facciamo così coinvolgerò anche lei. Grazie Presidente. Un altro consiglio per i nostri lettori, i nostri ascoltatori, mentre cerchiamo di recuperare Alessandra, suggerisco
per chi ha voglia di leggere un libro, un pamphlet veramente molto piacevole da leggere, molto, molto semplice, niente affatto pesante, un libro fondamentale che si intitola La pazzia delle folle, ovvero le grandi illusioni collettive. È un libro che è stato vecchissimo perché è del 1841 e che racconta, quindi parliamo veramente di un'epoca lontanissima nel tempo e nei costumi, e che racconta le grandi illusioni collettive, cioè tutte quelle illusioni che hanno purtroppo ridotto molte persone in povertà proprio quando pensavano che fosse semplice diventare ricchi con i tulipani di Rotterdam o con altri tipi di illusioni, con le criptovalute di oggi, e lo dico senza girarci intorno. È un libro piacevolissimo, fatto di quasi dei racconti da 10 pagine ciascuno, racconti di fatti storici, molto, molto discorsivo, e può servire per, come dire, capire che non è tutto oro ciò che luccica, ecco, che non c'è il campo dei miracoli, non c'è, nella realtà non c'è. Condivido e mi trovo d'accordo anche sul prendersi del tempo. Mi ha servito un assist, professore, che è quello che cerco veramente ogni giorno, ogni aula, ogni momento in cui sono con i professionisti, clienti, ragazzi, la preparazione. Quando noi, se ognuno di noi si prendesse un po' di tempo per approfondire, vedi questa bellissima apertura con questo libro di Murray sulla pazzia delle folle, un po' di tempo per approfondire argomenti, per valutarli in maniera oggettiva e soggettiva, sicuramente possiamo fare scelte più consapevoli e sicuramente rischiare meno e creare meno tensioni a livello personale, e poi personale poi si ripercuote sulla famiglia, e la famiglia poi si ripercuote in impresa, perché un lavoratore non sereno non produce bene in un'impresa, non è un cittadino che porta valore, cioè si crea tutta una spirale negativa. Invece elementi valoriali come quelli di cui abbiamo parlato oggi possono solo che portare beneficio alla collettività e al paese Italia. Perfetto, io spero che ci abbiano sentito, perché non sento più la regia o Alessandra. Cosa dobbiamo fare? Chiediamo lumi alla regia? Io sì, scrivo sulla chat. Intanto, professore, mi ha fatto molto piacere conoscerla, quindi nella parte finale... Ah, eccola! Eccoci. Ma vedo che ve la cavate benissimo. Qualcuno ha fatto un piccolo attentato, qualche gufo, caro Nunzio, qualche gufo del risparmio, qualcuno che è una piccola formica, non so. Vabbè, comunque è andata bene? Come siete stati senza di me? Siamo intesi perfettamente. Ci sentiamo adesso? Sì, ti sentiamo bene. Non siamo stati bene con te, ma ci siamo intesi perfettamente. Confermo quello che dice il professor Gualtieri. Segno che insomma questi triangoli che io faccio ogni tanto vanno a buon fine, no? Triangoli economici naturalmente e culturali. E allora vi saluto, vi ringrazio, sono le 16:29, cerchiamo di essere connessi, attaccati alla linea, insomma resilienti, e ci vediamo e ci sentiamo presto, va bene? Nunzio Lella, grazie. AIEF, presidente grazie a te, AIEF, Alessandro. e l'economista di fiducia, il nostro economista Marcello Gualtieri. Grazie, a presto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Io mi ricordo in Grecia, anche se eravamo poveri, si faceva una vita molto tranquilla. Ero stata testimone della storia, avevo visto questo stravolgimento pazzesco di veder mettere in borghese quelle guardie spaventose. La mattina del 16 ottobre non era una mattinata per una retata qualsiasi. Tra questi bambini ci sono Andra e Tati Bucci, che sembrano delle gemelle e che sono figli di matrimonio misto. Rieccoci, il rumore, il cinema come memoria. Avete ascoltato un estratto di un video datoci, lo ringrazio molto per questo, dalla Fondazione Museo della Shoah. Voci e volti, testimonianze di sopravvissuti, tra loro avrete riconosciuto c'è anche Liliana Segre, troppe le storie da raccontare per ricordare e per avere memoria, per custodire e conservare e tramandare la memoria. Oggi, lo dicevo in apertura di trasmissione, è il 27 gennaio e accadde il 27 gennaio 1945 per mano dell'Armata Rossa. Siamo all'81esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. È un piacere ritrovare oggi il professor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. E stiamo aspettando il collegamento, Natalia, dimmi se c'è, di Ariel Di Porto. Abbiamo Ariel? Buongiorno, buonasera Alessandra. Buongiorno Ariel, buongiorno. Lei è il nipote di Emanuele Di Porto ed è anche portavoce, mi diceva, della comunità ebraica. Emanuele Di Porto è quel bambino ebreo salvato dai tranvieri durante il rastrellamento del ghetto, una storia molto intensa, drammatica, ma che poi ha anche un lieto fine. Ben trovato Ariel. E allora, professor Venezia, come ha trascorso questa giornata? Come sono trascorse le celebrazioni per la giornata? L'ho vista molto impegnata questa mattina. Sì, è impegnativo, però è importante esserci, è importante essere presenti quando ci sono iniziative interessanti, sentite, ci sono anche iniziative istituzionali, ovviamente come quella molto importante del Presidente della Repubblica al Quirinale, e per il resto ci si dà da fare. Ecco, è importante esserci, è importante dare voce, anche perché è un periodo nel quale non sempre si riesce a parlare e quindi quando c'è l'opportunità di farlo lo faccio molto volentieri. Ecco, ha centrato subito il punto, professore. È un periodo in cui non si riesce molto a parlare. C'è un antisemitismo che torna preponderante. Abbiamo anche dei dati
inutile parlare a vuoto, ci sono proprio dei dati, un sondaggio, un report di Alessandra Ghisleri che parla proprio di questo rigurgito, no? Di un antisemitismo che torna preponderante in una parte cospicua degli italiani. Perché, professore? E come si fa, vado dritta al punto, a tramandare, a conservare, ad avere la memoria sempre, non soltanto oggi? Ma allora, lo dico più volte, lo dico da tempo, purtroppo non c'è una ricetta, altrimenti si sarebbe già risolto questo problema che è secolare e che riemerge in certe occasioni, in certi momenti storici. Quindi purtroppo è un lavoro continuo, un lavoro costante di adeguamento, di proposta, e i risultati si vedono, quando si vedono nel tempo. Quindi questo purtroppo è un tema legato anche all'attualità geopolitica e ovviamente in questo caso è quello l'elemento scatenante, ma si tratta di fenomeni che già erano ben presenti. Io ho detto a tutti più volte che la senatrice Segre, che noi seguiamo con grande attenzione e grande affetto, è sotto scorta da anni, ben prima del 7 ottobre. Sono anni che è sotto scorta perché è ebrea. Quindi penso che sia questa la prova, no? Che già esisteva da tempo questa forma di aggressività antisemita, a prescindere da quelli che poi fossero i fatti esterni o fatti internazionali che in quel momento non c'erano. Quindi questo è un elemento importante. E un altro elemento che vorrei dire, ormai lo faccio ogni volta che ho la possibilità di parlare, il 25 aprile, un giorno di festa per gli italiani, il mondo ebraico non può sfilare perché è oggetto di attacchi fisici, di insulti, e quindi non riesce a partecipare a un corteo dove invece c'è un diritto di partecipare in quanto cittadini italiani. Ecco, questo succede da anni, quindi sono elementi visibili, tangibili e credo inoppugnabili. Detto questo, si lavora per far sì che evidentemente ci sia una maggior consapevolezza di quelli che sono i gravi errori nel demonizzare, nel creare divisioni, nell'usare parole d'odio, nel cercare comunque un nemico da abbattere. Ecco, su questo lavoriamo tutti i giorni. E ha parlato anche il direttore del memoriale di Auschwitz, oggi sul Corriere, dice così: stiamo entrando in un momento unicamente pericoloso per la memoria dell'Olocausto, il tempo in cui non ci saranno più testimoni diretti. E a proposito di testimoni diretti, oggi abbiamo qui il nipote di un sopravvissuto all'Olocausto, Ariel. Tuo nonno aveva solo 7 anni quando furono firmate le leggi razziali. La mamma e lo zio furono entrambi deportati ad Auschwitz-Birkenau, da cui non tornarono più. Ci puoi raccontare questa storia a proposito di testimonianze? Sì, è una storia un po' diversa da quelle che si ascolta di solito, perché è una storia di luce alla fin dei conti. Infatti mio nonno non ha subito la deportazione ad Auschwitz grazie al buon cuore delle persone che in qualche modo ha incontrato e al coraggio della mamma. Lui dice sempre una cosa, dice: mia madre mi ha dato la vita 2 volte, la prima volta quando mi ha fatto nascere, la seconda quando mi ha salvato. Il papà di mio nonno usava tutte le mattine svegliarsi presto, andare alla stazione per cercare dei turisti al quale vendere alcuni oggetti, offrire dei tour per la città, per arrotondare, per arrivare a mettere qualcosa sulla tavola. Quindi il 16 ottobre 1943, quando ci fu la razzia del ghetto di Roma, lui non era a casa. Sua moglie, vedendo questa scena dalla finestra, prende e corre subito a Termini per avvertirlo di non tornare. Tornando verso il ghetto incontra appunto i tedeschi che la caricano all'interno dei camion. Mio nonno, vedendo questa scena dalla finestra, si tuffa in strada per andarla in qualche modo a salvare. A soli 12 anni magari si pensa di essere immortali, quindi, e forse non avendo bene la percezione del pericolo, va lì, cerca di salvare la madre, che prontamente lo scaccia, dicendo quasi a dire: non è mio figlio. Quindi mio nonno riesce in qualche modo a salvarsi e trova ristoro all'interno di una circolare, quindi all'interno di un tram, dove il personale
e in particolare un bigliettaio, una sorta di angelo forse mandato da qualcuno, si prende cura di lui per i successivi 3 giorni. In qualche modo diventa un testimone che i vari bigliettai si tramandano giorno dopo giorno, fino ad arrivare al terzo giorno in cui entra una persona che conosceva mio nonno dicendo e avvisando che il papà lo stava cercando, pertanto ritorna nella zona nota per poter poi crescere insieme al padre. Ecco, questa storia immagino è stata raccontata, no? Molte volte ai giovani, un po' a tutti. Che reazioni ci sono state, Ariel? Perché mi riferisco sempre al quanto ha detto il direttore del memoriale di Auschwitz. Ecco, sentire raccontare queste storie fa venire i brividi, no? Noi tutti. Lui dice: i giovani studiano la Shoah, ma non è come ascoltare. Perché com'è ascoltare? Com'è raccontare? Che effetto fa? Alessandra, sono tornato qualche giorno fa appunto dai campi di sterminio per un viaggio insieme al ministro dello sport e dei giovani Andrea Bodi e una delegazione di studenti facenti parte del servizio civile e degli atleti. Devo dire è stata un'esperienza molto particolare, ma sicuramente la non presenza di alcuni testimoni è stato in qualche modo ha reso il viaggio con delle note dolci amare, perché quei luoghi sicuramente in questo momento sono presi anche d'assalto magari persone che vogliono visitarli, ma allo stesso tempo non si riesce a cogliere al 100% la loro essenza senza testimoni diretti. Quindi, diciamo in qualche modo il mio obiettivo è stato quello di trasferire la memoria, non solo della storia di mio nonno, ma di tante altre storie che conosciamo bene alle persone che mi circondavano. Quindi credo che l'obiettivo di tutti noi debba essere, fintanto che i testimoni sono in vita, cercare di raccogliere più informazioni possibile, più testimonianze possibile, scrivere libri, registrare contenuti, così in qualche modo da poter colmare, anche se in minima parte, l'assenza dei testimoni diretti della Shoah. Ecco, lo hai detto benissimo e chiaramente, professor Venezia, quando non ci saranno più questi testimoni e queste voci così intense e preziose, come si farà? E i giovani stanno studiando davvero la Shoah, la conoscono davvero, a parte i giovani ebrei che sono sicuramente più coinvolti ovviamente in tutto questo. Questo qui è un tema che si pone già da qualche anno, perché purtroppo gli aspetti anagrafici sono noti e devo dire che anche tutt'oggi che ci sono dei sopravvissuti, ripeto, io distingo sempre il sopravvissuto dal testimone, no? Perché è tutto importante, ma il sopravvissuto è quello che, come ho detto anche ieri, è stato al di là della rete, no? Il testimone sta fuori dal campo, il sopravvissuto è stato dentro il campo, quindi purtroppo ha subito e ha visto quello che è avvenuto dentro quei luoghi di morte o comunque di grande sofferenza. Quindi purtroppo già lo sappiamo da tempo e quindi ci stiamo preparando, devo dire anche in collegamento con altre istituzioni a livello internazionale. Abbiamo collaborazioni con il Memorial di Parigi, con il Museo di Washington, con Yad Vashem, perché è un tema che chiaramente viene affrontato da chi si occupa di queste vicende. Quindi adesso ecco, Ariel ha fatto riferimento a questo viaggio che è stato, al quale ha dato un contributo la Fondazione per la parte scientifica. Mi sembra di aver sentito anche dai partecipanti, non solo dal Ministro, ma anche dai giovani, che comunque c'è stato un risultato molto molto importante di apertura, di desiderio di conoscere, di fare di più. Quindi si riduce sicuramente l'impatto emotivo, ma comunque diciamo che aumenta la consapevolezza e la possibilità di trasmettere. Noi stiamo cercando di registrare in tutti i modi le testimonianze. Adesso vi posso anticipare che stiamo lavorando su un progetto importante, perché stiamo lavorando sugli ologrammi dei sopravvissuti. È una forma di comunicazione credo importante, anche lì va gestito con molta attenzione per evitare di scendere, diciamo così, su livelli, come posso dire, poco scientifici, però è uno strumento di comunicazione importante, c'è la tecnologia, usiamola nel modo migliore, lo stiamo facendo con un po' di coraggio, ecco, con un pizzico di coraggio, perché comunque
possono arrivare anche delle considerazioni, delle critiche. Io penso che invece sia la strada giusta quella di essere, diciamo così, contemporanei il più possibile. Allora, nuovi strumenti di comunicazione per conservare, custodire e tramandare la memoria. Professore, vorrei chiederle questo. C'è questa proposta di legge sull'antisemitismo, no? E questa accelerazione credo sia davvero molto necessaria, visto il sentimento antisemita di cui parlavamo e che cresce e che ha percepito un aumento da un italiano su 2, come registra, dicevo prima, il sondaggio anche di Alessandra Ghisleri. Questa proposta però sta spaccando il PD, sappiamo che l'autore della proposta è l'ex ministro Del Rio, e leggo qui Noemi Disegni, che è stata molte volte qui da noi presidente UCEI, dice addirittura il saluto romano, non addirittura togliamolo, addirittura il saluto romano sia reato. Lei crede che sia arrivato il momento di prendere davvero una posizione netta su questo e non blanda, non soft? Io faccio le mie considerazioni. La prima è che comunque in Italia già ci sono delle leggi. C'è la legge Mancino, ci sono altre leggi che andrebbero applicate, quindi l'applicazione della legge già sarebbe un elemento, diciamo, importante di contrasto, un elemento di contrasto, un porre dei limiti. È chiaro che poi nel corso del tempo ci possono essere delle integrazioni che sono sicuramente importanti, però direi intanto facciamo funzionare bene le leggi che già ci sono. Questo richiede un salto culturale importante perché, ripeto, sono argomenti che spesso sono oggetto di considerazioni diverse, cioè qual è il diritto di parola, qual è il diritto di esprimere una propria opinione, qual è il diritto, diciamo, di potersi organizzare in qualche movimento. Ecco, tutto questo poi trova, diciamo così, dei limiti in leggi che già esistono. Allora è chiaro che ben vengano ulteriori integrazioni, però direi senza complicare troppo il quadro, ma rendendolo il più possibile di semplice applicazione, purché di vera applicazione delle norme. Ariel, cosa pensi di questa proposta di legge? Ritengo che allo stato attuale sia in uno stato primitivo, insomma, non siamo ancora arrivati a un testo condiviso tutte le forze del governo, pertanto vedremo quale sarà l'esito finale dell'iter legislativo. Mi sento di dire che, come diceva il professor Venezia giustamente, è necessario che le leggi siano applicate. Il declino antisemita che abbiamo allo stato attuale ci preoccupa e in qualche modo ci preoccupa che sia stato in questi 2 anni in dei luoghi dove l'odio antisemita non dovrebbe stare, per esempio nelle scuole e per esempio nelle università, nei luoghi in cui i nostri fratelli, amici, figli stanno e hanno avuto paura in questi 2 anni di poter andare a scuola o di poter andare all'università. L'odio antisemita non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere in qualche modo permesso. Pertanto, qualora questa legge dovesse sanare questi comportamenti in questi 2 anni non sono stati assolutamente penalizzati, allora siamo felici che sia stato fatto questo passo importante. Bene, il professor Venezia ci ha comunicato, ci ha anticipato qualcosa di più, no? A livello di comunicazione per tramandare la memoria, gli ologrammi. Qualche altra attività che lei sta preparando con il Museo della Shoah per i giovani? Sì, allora, a parte appunto gli ologrammi, noi già siamo sui social da tempo, tra questi ricordo TikTok, dove abbiamo iniziato a lavorare già da qualche anno. Siamo stati chiamati da TikTok Germania a far parte di una rete di musei che usano TikTok come strumento di comunicazione, quindi è un gruppo paneuropeo di 10 strutture, della quale orgogliosamente facciamo parte, e quindi è in corso un'attività di preparazione, di comunicazione ai giovani tramite TikTok, perché lì c'è un tramite, diciamo così, di un canale di comunicazione, ma deve esserci anche un linguaggio adeguato a quel canale, perché ogni canale ha un proprio linguaggio, questo penso che sia, diciamo, evidente a tutti, e quindi questo è un tema sul quale noi continuiamo ad insistere, e devo dire che oltretutto a nostro avviso è molto importante coinvolgere giovani in progetti dei quali i giovani stessi siano i coprotagonisti, i giovani non più come meri fruitori di
informazioni, passatemi il termine, frontali, no? Che gli giungono perché si deve fare o perché c'è un giorno formale, ma perché partecipano a dei progetti. È un lavoro lungo, faticoso, però quando si riesce a fare è molto molto importante e vediamo i risultati. Infatti, lo dico con grande orgoglio per i giovani che stanno con noi, abbiamo una rete di giovani, le radici future, chiamate le radici future, che su base volontaria danno un grande aiuto alla Fondazione in termini di ricerca, in termini di partecipazione a incontri, anche oltretutto come guide molto apprezzate dai giovani, perché sono ragazzi tra i 20 e i 25 anni che parlano a giovani più o meno della stessa età. Ovviamente fanno corsi di formazione, partecipano ai viaggi con noi e abbiamo un gruppo che sta crescendo, ovviamente con i mezzi che abbiamo, molto molto motivato e che non si lascia intimidire dagli slogan che sentiamo urlare nelle piazze e nelle università. Grazie professor Venezia, grazie di questo importantissimo lavoro che lei svolge con la Fondazione del Museo della Shoah. E grazie a Emanuele Di Porto che ci ha fatto partecipare, per prendere un verbo usato dal professor Venezia, questa storia del bambino ebreo salvato dai tranvieri. Una storia, come hai detto tu Emanuele, come hai detto tu Ariel, una storia sì di orrore, di morte, ma anche di luce. Grazie ancora. Grazie a Grazie voi. a voi. Grazie. A presto, grazie, a presto. E sullo sfondo il bellissimo pezzo di Santana, Europa. Ben ritrovato Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. E allora, sullo sfondo abbiamo Santana, l'Europa, ma 10 voti possono bastare per questa Europa, senatore Centinaio? E mi riferisco al congelamento della ratifica sul Mercosur, ne abbiamo parlato con lei tempo fa, che ora è rimandato alla Corte Costituzionale UE per il parere, uno dei dossier voluto fortemente dalla UE, ma contrastato dal mondo agricolo davvero in maniera molto forte. E che cosa ci può dire su questo? 10 voti possono bastare? Non lo so, e io temo di no, per il semplice motivo che abbiamo esultato qualche giorno fa quando il Parlamento Europeo ha votato. Il Parlamento Europeo è il massimo organo democratico dell'Europa, io lo ricordo sempre, ha votato per 10 voti il rimando appunto alla Corte Europea. Dopo pochi minuti però subito i commissari europei e i vari leader europei hanno iniziato a dire che avrebbero comunque, visto considerato che era nei loro poteri, avrebbero comunque fatto applicare in via provvisoria il trattato del Mercosur, quindi senza aspettare i 2 mesi, mi sembra si stia parlando, comunque senza aspettare l'indicazione da parte della Corte di Giustizia Europea. E quindi stiamo vedendo in queste ore numerosi esponenti del Consiglio d'Europa, numerosi esponenti della Commissione Europea che continuano a dire che il Mercosur verrà comunque, anche se in via provvisoria, verrà ratificato e verrà applicato. Questo è il paradosso dell'Europa, dove il Parlamento dice aspettiamo
e il governo dice chi se ne frega, andiamo avanti, in barba a chi? A quelli che sono stati realmente eletti dai cittadini europei. E quindi temo che non sarà sufficiente poter aver sconfitto nel Parlamento la von der Leyen sulla questione del Mercosur. Che oggi brinda, mi sembra di vedere, qui l'ho detto anche in anticipo di puntata, per l'accordo con l'India. No? Però mi scusi, ecco, proprio una battuta velocissima, senatore Centinaio, poi chiudiamo il capitolo Mercosur per arrivare ad un'altra notizia. Perché l'Italia alla fine ha votato sì e soltanto la Lega si è opposta? Ma come l'Italia del Made in Italy, l'Italia che tutela i confini dei patrioti, vota poi alla fine sì per il Mercosur? Me lo spiega questo? Perché quando si dicono delle determinate cose forse non si crede realmente a quello che si dice, nel senso che quando io sono convinto che se io dico che sono per il Made in Italy, sono per i prodotti italiani, sono per l'agroalimentare italiano, mi riempio la bocca in giro per il mondo dicendo che ho ottenuto che l'Italia, la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO e quindi chi più ne ha più ne metta, poi vado in Europa e voto a favore appunto della ratifica del Mercosur, dove sappiamo benissimo che tra tutti i settori dell'economia italiana quello che verrà massacrato sarà appunto l'agricoltura. Inoltre stanno già esultando, i nostri patrioti stanno già esultando per quanto riguarda la ratifica del trattato con l'India. Io ricordo a tutti che l'India è uno dei più importanti produttori di riso, ecco, diciamo addio a questo punto, dopo che arriverà il riso dal Brasile e dai paesi del Mercosur, dopo che sta arrivando il riso dalla Cambogia e dalla Birmania, il riso che viene coltivato utilizzando fitofarmaci che in Europa non si utilizzano più da 20 anni, adesso arriverà il riso dall'India e quindi diciamo addio al riso italiano. Ecco. Quindi, ma come ad altri prodotti del Made in Italy, ad altri prodotti dell'agroalimentare italiano. Benissimo, ok? Sappiamo di chi è la colpa. È stato chiaro, come sempre il messaggio è arrivato. E allora poco fa, prima che lei entrasse in trasmissione in diretta, ho avuto qui il professor Venezia, il presidente del Museo della Shoah, e una storia bellissima raccontata da Ariel Di Porto, che è il nipote di Emanuele Di Porto, un sopravvissuto, che poi è stata una storia anche molto bella perché è stato salvato, l'hanno riportato tutti i giornali, dai tranvieri lì nel 1943, il bambino ebreo salvato dai tranvieri durante il rastrellamento del ghetto. E questo per chiederle della legge, o meglio la proposta di legge del Rio, l'ex ministro, sull'antisemitismo, un antisemitismo che ha dei rigurgiti molto forti. Ho citato anche un sondaggio di Alessandra Ghisleri che la dice chiaro sui numeri. Ecco, anche qui la sinistra è molto spaccata, il PD è spaccato su questo. Quello che chiedevo al professor Venezia lo rimando a lei, non crede sia il momento di prendere una posizione forte, delineata, seria, molto netta sull'antisemitismo? Non è arrivato il tempo secondo lei? Ma il tempo è arrivato secondo me dal giorno dopo della fine della seconda guerra mondiale, per il semplice motivo allora è scaduto, diciamo così. Ma assolutamente, noi siamo ampiamente fuori tempo massimo, nel senso che quello che stiamo sentendo in questo momento storico da parte di alcuni revisionisti e da parte anche di un mondo di immigrati che arrivano in Italia e ci vogliono imporre le loro teorie contro Israele, contro gli ebrei che vivono in Italia, perché poi stiamo sentendo anche queste cose, chi brucia le bandiere di Israele pensando che sta facendo un favore a qualcuno, chi nega la Shoah, perché purtroppo in Italia abbiamo anche fenomeni da baraccone, passatemi questo termine, di persone inquietanti che negano la Shoah. Abbiamo chi insulta la brigata ebraica che sfila il 25 aprile durante le manifestazioni della liberazione e che sono rischiate anche la rissa durante alcuni 25 aprile. Ecco, queste sono persone che fanno male alla storia, fanno male al nostro paese, fanno male a chi vuole andare avanti, ma ricordando però quello che è successo, perché la storia ce la dobbiamo ricordare. Io ho un bambino di 10 anni a cui dico sempre: la storia la devi studiare perché devi capire quello che è successo in Italia e nel mondo. Ecco, io continuo a pensare che in questo momento forse la politica dovrebbe essere, almeno su questi argomenti, un po' più unita. Se non lo è sul Mercosur fa niente, ma se non lo è sulla Shoah vuol dire che c'è qualcuno che ha dei seri problemi.
di studio della storia. Più di qualcuno, oserei dire. E allora sono le 17, devo chiudere, la ringrazio, la saluto, ci risentiremo quando vorrà e concluderei dicendo buona memoria a tutti. Grazie. Buona serata. A martedì prossimo. Avete ascoltato Pop Economia.